Benvenuti tifosi del Napoli. Iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie sul Napoli. Andiamo al video. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha fornito un aggiornamento su João Gomes, uno degli obiettivi del Napoli. Il centrocampista brasiliano del Wolverhampton, retrocesso in Championship, è un nome che interessa al Napoli. Tuttavia, l'Atlético Madrid sta lavorando sodo per chiudere la trattativa. Ha già contattato gli agenti del giocatore, gli intermediari e il Wolverhampton ed è molto determinato a chiudere l'affare. L'accesa disputa tra i colchoneros è legata anche a un'altra questione. La trattativa per Ederson si sta complicando, poiché l'Atalanta continua a chiedere 45 milioni di euro, cifra che l'Atletico considera eccessiva. Poiché João Gomes ed Ederson hanno caratteristiche piuttosto simili, centrocampisti veloci, capaci di spingersi in avanti e di dare intensità alla squadra, l'Atlético Madrid ha concentrato i suoi investimenti principali su Gomes, lasciando Ederson in secondo piano. Per il Napoli, quindi, la competizione si fa sempre più agguerrita. Inoltre, per quanto riguarda l'Azzurra, il progetto tecnico per la prossima stagione deve ancora essere definito, a partire dalla questione dell'allenatore, che resta un'altra storia da scrivere. Darwin Núñez è tornato di moda? L'attaccante uruguaiano era un obiettivo importante per il Napoli lo scorso anno ed è ora di nuovo sul mercato. Il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha aggiornato la situazione, riportando quanto segue su YouTube. Darwin Núñez lascerà l'Al-Hilal a fine stagione. Il rapporto tra i due si è deteriorato. È stato escluso dalla prima squadra nella seconda metà della stagione. Con l'arrivo di Benzema a gennaio e a causa della mancanza di giocatori stranieri, l'Al-Hilal ha dovuto fare delle scelte e Darwin Núñez è stato escluso dalla rosa principale, rimanendo iscritto solo per la AFC Champions League. Il giocatore è disposto a partire e l'Italia è una delle opzioni. Darwin Núñez stava già valutando l'ipotesi di giocare in Italia da un anno. Nell'estate del 2025 il giocatore voleva unirsi al Napoli, ma l'affare non si è concretizzato. Il Napoli ha optato per Lorenzo Lucca per diverse ragioni, tra cui fattori economici e salariali. Oggi si è riaperta una porta per i club italiani interessati a Darwin Núñez. Le squadre alla ricerca di un attaccante sono consapevoli della possibilità di negoziare per il suo trasferimento. L'ostacolo principale rimane il suo ingaggio molto elevato, che richiederebbe un notevole sforzo da parte del giocatore. Ci sono anche possibilità in Inghilterra, Spagna e in un club arabo, ma Darwin Núñez è aperto a una partenza in estate. Rafa Leao potrebbe lasciare il Milan nella prossima sessione di mercato estiva, dopo 7 stagioni con i rossoneri. Al momento, nessun club sembra in posizione privilegiata per ingaggiare l'attaccante portoghese, dato che si tratterebbe di un trasferimento molto oneroso, ma Sport Mediaset include sorprendentemente il Napoli tra le varie opzioni. Almeno 60 milioni, l'idea di una clausola da 175 milioni è molto lontana. Non c'è una fila, Manchester United e Barcellona sono molto distanti al momento. Tuttavia, c'è un club vicino, con un giocatore che conosce molto bene e con cui ha fatto funzionare molto bene la fascia sinistra, Theo Hernandez, dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi. È una possibilità che potrebbe concretizzarsi. Ci sono anche opzioni italiane, ancora provvisorie, anche se il Milan non vuole rafforzare un diretto concorrente in caso di cessione. Il Napoli è interessato a questa situazione e se Manna dovesse diventare il prossimo direttore sportivo della Roma, starebbe già considerando questa possibilità. Quindi, tenete d'occhio i piani italiani per il futuro di Leao, Napoli e Roma. Qual è la vostra opinione, tifosi del Napoli? Questi giocatori sono buoni nomi per il Napoli? Voglio sapere la vostra opinione nei commenti qui sotto. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Forza Napoli sempre!